Buongiorno, oggi parte una nuova rubrica di Veneto Agricoltura Channel, il Focus Bollettino Colture Erbacee, che ci darà in immagini le informazioni del bollettino Colture Erbacee che vengono veicolate attraverso il sito di Veneto Agricoltura e a chi lo richiede tramite le mail o anche i messaggi SMS. Parliamo oggi delle problematiche del frumento in questo periodo. Il bollettino sfrutta dei modelli di previsione delle malattie molto avanzati, modelli olistici che tengono conto un po' di tutto, delle temperature, della varietà, delle condizioni agronomiche e parallelamente dello sviluppo delle malattie, confrontandolo con la suscettibilità della cultura in quel momento. Al momento notizie buone, sia per quanto riguarda l'oidio, sia per quanto riguarda le ruggini, sia per quanto riguarda il mal del piede e la seppetoria. Il rischio di danno da queste malattie per il frumento in questo momento è molto basso e quindi non è necessario fare alcun trattamento fungicida. Secondo argomento di attualità oggi è il monitoraggio delle notue attraverso un modello previsionale. Una volta che si catturano gli primi esemplari che arrivano da molto lontano, da sud, in una notte possono fare anche più di 1000 km da sud verso la nostra regione, riusciamo a prevedere quando potrà esserci un danno sulle culture mais e molte altre culture erbacee. Vi informiamo che la rete di monitoraggio ha già individuato le prime catture dopo i primi venti da sud verificatisi nei giorni scorsi. Da questo momento è opportuno registrare, prendere nota degli appezzamenti con una certa copertura vegetale, perché quegli appezzamenti in futuro potranno sviluppare delle popolazioni di nuoto in grado di danneggiare le colture agrarie. Terzo tema di oggi è ragionare su cosa fare nelle prossime semine del mais. Il tema molto spesso discusso è: devo usare del seme conciato con insetticidi o devo usare insetticidi alla semina per proteggermi dagli attacchi di elateridi ed altri insetti del terreno? Come potrete leggere nel bollettino, nella stragrande maggioranza dei casi questo non è necessario e avete i criteri per decidere se farlo o meno. Uno dei criteri per avere sotto controllo queste popolazioni e capire se nel tempo sto correndo dei rischi è quello di utilizzare queste trappole a ferormoni molto semplici, che possono essere innescate con dei ferormoni, l'odore della femmina che attira i maschi più o meno stupidi, e in base al loro numero noi sappiamo se nel prossimo anno o nei prossimi anni anche potremo avere un rischio di danno da parte degli elateridi. Quindi in questo momento mettere giù le trappole per tenere sotto controllo le popolazioni e sarà possibile ottenerle gratis scrivendo a bollettino colture erbacee. L'altra cosa che possiamo dire oggi è: guardate i criteri per decidere se è necessario un trattamento di protezione leggendo il bollettino che viene inviato, e sappiate che nella stragrande maggioranza dei casi il trattamento non è necessario. Per ogni informazione e approfondimento potete telefonarci o scriverci. In conclusione vi segnalo che il tutorial per capire come utilizzare queste bellissime trappole si può scaricare con il link, con l'indirizzo che trovate in sovraimpressione. E sempre in conclusione vi voglio sottolineare come sia importante seguire il bollettino per capire se certi trattamenti sono necessari o meno, perché non è solo una questione di risparmiare soldi, ma è anche la questione di mantenere il nostro ecosistema complesso e in grado di difendersi da solo. Trattamenti insetticidi e fungicidi possono interferire negativamente con gli organismi utili e quindi rendere meno stabile e più esposto a danni il nostro ecosistema. Sempre in conclusione vi dico che ci rivedremo per la prossima puntata di Focus Bollettino Erbacee il prossimo lunedì.